Il Cussegl federal ed il Parlament volen proteger meglier la populazione contro attentats terroristics. Con la nuova legge pudes la polizia procedere in modo preventiva contro persone che rappresentano in perivel terroristic concret. La polizia pudes las survegliar meglier, limitar lur libertà de s'amover o scomandare delas d'avair contacts con il milieu terroristic. Contro la legge si vegni fatto in referendum. Las adversarias ed ils adversaris criticescan che las novas mesures violescian ils drets fundamentals e saian arbitraras. Da cesa tracti in dettagli. L'intent della nuova legge è di impedire attentats terroristics. La polizia doveva poter intervenire in modo preventiva contro uscenumnats terrorists potenzials avant che els commetten in attentat. E la propaganda terroristica doveva venire impedida. In caso di una periclitazione, potessero le autorità prendere differenti misure e le potessero obbligare una persona a partecipare al discorso o a annunziare regolarmente in autorità. Oltre da quai potessero le scomandare al terrorista potenziale da contattare certe persone, da abbandonare la Svizzera, da si rendere in certi lieus o, in il minder caso, al mettere in arresto da casa. L'arresto da casa stues venire approvato in tribunal. La persona pertucciata potesse contestare mince misura tar il Tribunal Administrativ Federal. Las mesiras stuessen mince mai venire adattadas al cas singol, esser temporaras e commensuradas. Dus comités da referendum criticescan la nuova legge per differenti motivs. La definizione vaga da terrorism detia libera via all'arbitrarietà. La legge periclitescia burgaises e burgais integers. La separazione delle spossanze viene violata per quai che la polizia possa, con eccezione dell'arresto da casa, tant ordinar sco realizzare le nuove misure. Le misure previse violesciano la Convenzione dell'ONU davanti ils drets dell'infant e la Convenzione europeica dels drets umans. La legge donneggescia la reputazione internazionale della Svizzera. Tenor il Cussegl federal ed il Parlament nen ils instruments odierns bec sufficients per proteger contro il terrorismo. La nuova legge permette alla polizia di intervenire in modo preventiva ed intenzionata e da proteger meglio la popolazione. Le nuove misure completesciano la strategia esistente per combattere contro il terrorismo. Il terrorismo stoppia venir combattia duras. Per far quai dovria instruments efficacis. Las mesiras saian compatiblas con ils drets fundamentals, con la Convenzione europeica dels drets umans e con las convenzions dels drets umans della ONU. Per questi motivi recomandano il Cussegl federal ed il Parlament d'accettare la nuova legge.